E rieccoci in studio. Allora, iniziamo la nostra trasmissione quest'oggi con il piacere di avere qui con noi, che ci racconteranno quindi di cose estremamente importanti, che richiedono anche un'attenzione particolare, ma vogliono anche stimolare la nostra sensibilità. La signora Silvana Parisotto, responsabile LAV, fondatrice di LAV Padova un bel po' di anni fa, e poi responsabile regionale del settore educazione per molto tempo. Adesso fa parte della dirigenza di un'associazione che si occupa della tutela degli animali. Ben arrivata qui con noi. Grazie. Io do per scontato che la LAV si conosca, poi invece ne entreremo nel merito, perché nulla dare per scontato. Ben arrivato anche Roberto Callegaro, responsabile provinciale della LAV. Grazie anche a lei. Grazie a voi. Allora, incominciamo con lei, che è stata la fondatrice anche, per cui è molto importante. Che cos'è la LAV? La LAV è un'associazione che si occupa dei diritti di tutti gli animali e che da moltissimi anni, più 45 anni circa, fa attività diciamo un po' a 360 gradi. All'inizio ci si occupava solo di vivisezione, praticamente lo scopo era di cambiare le leggi per fare una medicina giusta che proteggesse sia gli uomini che gli animali, perché proprio i dati scientifici, quelli che ci vengono detti ufficialmente sono una cosa, quelli reali di moltissimi medici che non vengono ascoltati sono altri. Praticamente la vivisezione serve per permettere di mettere sul mercato i farmaci, quindi legalmente le case farmaceutiche sono a posto perché hanno sperimentato sugli animali, e poi anche se fanno danni agli umani loro non hanno responsabilità. Ma la vera sperimentazione pei è quella fatta sull'uomo, perché ogni specie è diversa e ogni specie ha delle reazioni perché non entro nel diverse. merito specifico, perché ovviamente non ho le competenze per poterlo fare. Appunto, quindi, comunque questa è la nostra ideologia. Questo è il vostro punto di vista. Dopo è chiaro infatti, che se lei intervista... esatto, io non sono medico, non sono scienziato. Però per diciamo che intanto la LAV ha per la prima volta, la LAV assieme ad altre associazioni antivivisezioniste ha diciamo, messo in evidenza questo problema che non era assolutamente discusso. E quindi è molto importante mettere in discussione le cose. Poi ha cominciato a fare anche tutta una serie di leggi a favore degli animali, e praticamente ha spaziato in vari settori. Per esempio, non lo so, sul trasporto degli animali vivi, il fatto sulle leggi sulla macellazione. Quindi maggior attenzione e su una sensibilità che bisogna sviluppare nei confronti del mondo animale. Sulle pellicce, per esempio adesso in Italia sono stati proibiti gli allevamenti di pellicce, di animali da pelliccia, gli allevamenti di animali da pelliccia. È stata la prima al mondo l'Italia, grazie alla LAV, che ha permesso l'obiezione di coscienza alla vivisezione, quindi uno studente può laurearsi in medicina o in biologia o in altre materie simili senza fare la vivisezione all'università. Ci sono state fatte leggi per punire chi uccide o maltratta gli animali, che una volta erano irrisorie e riguardavano non l'uccisione o il maltrattamento dell'animale, ma l'offesa della sensibilità di chi vedeva uccidere o maltrattare un animale. Quindi la persona che faceva del male a un animale non era punita perché faceva del male a un animale, ma perché offendeva la sensibilità di chi lo vedeva. Quindi era veramente, adesso gli animali sono considerati esseri senzienti, che soffrono,
che hanno sentimenti. È inserito in Costituzione, no? La tutela degli animali, e credo che siate stati sempre voi allora, noi sicuramente, ma anche altre associazioni, sì. perché ci sono anche molte altre associazioni che lottano per i diritti degli animali, alcune delle quali anche valide, insomma, cioè non è che siamo gli unici, e siamo ben contenti che ci siano anche altre realtà, perché più siamo meglio è, diciamo. Certo, assolutamente. No? Ecco. Quindi le cose sono cambiate radicalmente da quando nel 1984, se non sbaglio, circa la LAV era nata anche prima. Tu ti Qui a ricordi, Padova, Roberto? quando è stata? A Padova invece quando l'ha fondata? A Padova nel 82-83. Ecco, ci siamo, quindi siamo andati là vicino. Ecco. Quindi era diversa la situazione anche di Sì, ma anche per esempio la comuni. questione, non so, dei circhi, degli zoo, eccetera. La LAV è riuscita a far sequestrare molti animali dai circhi, dagli zoo, eccetera, e ha acquistato dei terreni attrezzati per poter poi far vivere questi animali che non possono più essere messi in libertà, perché chiaramente se sono vissuti dentro una gabbia tutta la vita, eccetera, e quindi attrezzato per poterli far vivere nel miglior dei modi e a secondo della loro natura e delle loro esigenze. Quindi anche, per esempio, anche le scimmie che sono state sequestrate dai laboratori di vivisezione, e adesso ne abbiamo parecchie che devono poi, chiaramente bisogna curarle e farle riprendere, anche seguirle. Quindi ci sono delle strutture dove voi avete, perché so che c'è anche l'adozione, no, di cani e di altri... Sì, per i cani e per i gatti. Esatto, quindi ci sono delle strutture dove questi animali possono restare, a prescindere che possa essere un animale domestico per l'adozione, oppure voi fate riferimento ad altri enti di carattere pubblico per la tutela? Selvatici, cioè che per esempio abbiamo anche i coccodrilli con le vasche riscaldate, quelli sequestrati, no? Cioè ci sono, è chiaro che per esempio la scimmia o cosa deve stare a una temperatura, quindi c'è anche il costo del riscaldamento e tutto, cioè oltre al cibo e alle cure mediche, ma abbiamo leoni, abbiamo gli animali, mentre per i cani e per i gatti la difficoltà più grande è per i cani sequestrati che venivano usati per i combattimenti. Certo, quindi... E quindi bisogna proprio rieducarli, perché sono stati abituati ad aggredire e basta, a difendersi, eccetera. E quindi ci sono proprio delle persone specializzate, i cani e i gatti che si possono fare adottare, e si fanno delle campagne di adozioni, e poi ci sono alcuni che non è possibile farli adottare perché magari sono stati maltrattati in modo troppo lesivo, cruento, oppure per altri motivi, perché sono sempre vissuti in gabbia, perché, quindi è anche impossibile, poveretti, reinserirli, e quindi vengono curati e accuditi direttamente dalla LAV. Roberto Callegaro, chiedo anche a lei, chi fa parte? La dottoressa ha annunciato una serie di iniziative, di attività che vengono fatte a tutela degli animali, tantissime veramente, e che quindi si va ben oltre delle normali conoscenze che uno può avere di un'associazione che normalmente pronuncia l'AV, dice tutela animali, punto, invece no, c'è tanto. Quindi chi fa parte di questa associazione, chi sono i professionisti, necessariamente professionisti che vi operano, perché poi mi parla di rieducazione, di cura, di tutela, quindi saranno anche veterinari, quant'altro, quindi chi fa parte di questo mondo? Allora, noi siamo organizzati con una serie di sedi territoriali che gestiscono i volontari sul territorio, e poi una sede nazionale che nel passare del tempo si è sviluppata, quindi accumulando conoscenze e capacità che il singolo volontario non può avere, bisogna averli in un certo livello professionale. Ad esempio abbiamo un ufficio legale che fa più di 100 cause all'anno. Mamma mia! Vincendole quasi tutte, tra l'altro. Ma a livello Italia questo? Sì, a livello italiano. Sì, nel senso, la LAV è nata proprio con questa impostazione. Gli animali si salvano, se vogliamo, uno per uno, ma si salvano cambiando le leggi. E allora ecco qui che, per esempio, per quanto riguarda la sperimentazione animale,
Da una parte abbiamo contestato la predittività del modello animale rispetto all'uomo, e cioè che quello che succede nell'organismo dell'animale sia uguale anche nell'uomo. Pensiamo semplicemente a cosa mangia un animale e cosa mangia un uomo. C'è una tal differenza, c'è cose che possono far morire un uomo se mangiassimo quello che mangiano gli animali. È chiaro che abbiamo organismi molto diversi, quindi non è uguale ciò che succede in un organismo umano rispetto a quello dell'animale. Altra cosa è la necessità poi di sperimentare sugli animali. Per esempio, per tutto quello che riguarda la cosmesi, ormai è vietata la sperimentazione animale, perché è dimostrato che non era necessario, si può fare tranquillamente su culture cellulari. Quindi è chiaro che c'è bisogno di avere una professionalità e una capacità che il singolo volontario non può avere. Per questo ci siamo dotati poi di questa struttura nazionale, un santuario di Semproniano in Toscana, grazie poi all'ascito di alcune persone che ci ha consentito di acquistare dei terreni, e in questi terreni noi possiamo tenere gli animali recuperati, per esempio dall'Università di Padova e nell'Emilia Romagna, certo, 2 colonie di macachi che adesso vivono tranquillamente lì e quindi non sono state sottratte alla vivisezione, ma quando abbiamo fatto sequestrare degli animali dei circhi poi c'era il problema dove metterli. Quindi c'è questa struttura dove questi animali, gli animali selvatici che non possono più essere rimmessi in natura, possono continuare e finire la loro vita. Quindi struttura di volontari a livello locale, una struttura forte di professionisti a livello nazionale che dà quelle risposte concrete, quelle risposte poi anche a livello giuridico. Altro esempio, in Italia abbiamo fatto chiudere gli allevamenti di cani per la sperimentazione animale. C'era Green Hill, dove c'erano 1500 beagle che erano destinati ad essere venduti, portati all'estero per la sperimentazione in Germania e in altri stati. Ora, grazie all'intervento della LAV e di altre associazioni, quell'allevamento è stato chiuso e in Italia non si possono più allevare animali per la sperimentazione animale. Questi sono percorsi molto sono percorsi lenti, lunghi, cioè noi la diciamo leve. così, ma infatti. partendo dal quando i canili potevano ancora gasare i cani, cioè a fine anni 70 nei canili dopo 3 giorni i cani venivano gasati. Adesso, grazie al Trattato di Lisbona all'articolo 7, che riconosce l'animale come essere senziente, quindi capace di sentimenti, dolore, piacere, paura, come noi. Quindi deve avere questo riconoscimento, diritti che riguardano direttamente l'animale e diciamo con questa inversione della visione del mondo, versione copernicana, laddove noi che abbiamo più capacità, abbiamo più potere, abbiamo più responsabilità e quindi siamo noi che dobbiamo garantire a questi animali che non hanno voce la loro voce. Questo diciamo che è l'impegno grosso della LAV. In questo momento poi c'è una campagna perché succede che la storia non ha un andamento lineare. Noi abbiamo avuto dei grossissimi progressi per quanto riguarda la visione dell'animale, quindi soggetto di diritti, non è un giocattolo, quindi quando noi ci divertiamo con gli animali non si divertono affatto. Quando noi ci orniamo degli animali facciamo una mostruosità, perché ridurre un povero animale ad una vita orrenda in gabbia per poi finire ad essere il trofeo, la pelliccia di qualcuno, questo non è assolutamente certo. Quindi queste cose si possono cambiare e ne abbiamo migliorate molto, per esempio anche per quanto riguarda il riconoscimento dei reati nei confronti degli animali. Dopo capita che le cose tornano indietro. Cioè, e allora nell'ultima finanziaria succede che un emendamento non costituisce esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di chiusura della caccia e anche quando non c'è la caccia. Cosa si può fare? In aree urbane, nei parchi, nelle aree protette, si può tranquillamente sparare a
le specie cosiddette invasive. Che vedevamo prima delle immagini del classico cinghiale praticamente. Così. Classico cinghiale, sì, ma può essere la volpe. Cioè, quando diciamo specie invasive, ce n'è una serie molto lunga, la volpe, possono essere le nutrie, possono essere, che ne so, i gabbiani in città, potrebbero essere gli storni, cioè potrebbero essere un'infinità di animali dichiarate specie invasive, quindi però solo da controllare. da persone selezionate che possono... No, perché il trucco è esattamente questo. Quando, purtroppo la legge è chiarissima, non costituiscono esercizio di attività venatoria. Quindi non è che è caccia, quella lì è attività di contenimento. E però la possono possono farla solo i cacciatori. E possono farla ma se autorizzati, immagino, non è che un cacciatore prende va a cacciare in mezzo alle città, magari prende un gatto. Allora, per quanto riguarda la legge, adesso vedremo l'applicazione. Stiamo aspettando che regione per regione facciano gli elenchi delle specie cosiddette invasive da controllare, però per quanto riguarda la legge per come è scritta, perché è semplicissima, va bene, i cacciatori possono sparare in aree urbane, nei parchi, nelle aree protette, nei giorni di chiusura della caccia e nei periodi di chiusura della caccia. Questa è semplicissima, chiara. Dopo, in concreto, quali limitazioni metteranno? Purtroppo bisogna dire che questa cosa qui fa tornare indietro di almeno 30 anni quelle che sono le nostre battaglie contro la caccia, per la limitazione della caccia. Tenga conto che la provincia ogni anno la provincia di Padova spende decine e decine di migliaia di euro per acquistare lepri e fagiani da immettere in natura perché i cacciatori possano sparare a qualcosa. Questo cosa vuol dire? Che in natura è già stato ucciso tutto quello che era possibile uccidere e se io non vado in allevamenti a prendere degli animali da liberare, questi poveri cacciatori non hanno nulla a cui sparare. Questa è la situazione del rapporto tra caccia e natura. Ecco, su questa cosa qui le dico, io non mi sentirei affatto tranquillo a pensare delle persone girano col fucile in aree urbane, nei parchi, eccetera, eccetera. Ma poi ci saranno decreti attuativi, immagino ci saranno provvedimenti di carattere regionale che interverranno a limitare una normativa aperta. Sarebbe stato meglio che questo che lei dice dopo fosse stato scritto prima. Ma questo perché è qua, nel nostro prima paese. Libera tutto, dopo vediamo se riusciamo a limitare in qualche modo. Però ciò che è stato fatto è un salto indietro che è spaventoso e purtroppo ogni volta che uno pensa che un diritto sia acquistato per sempre, sia acquisito per sempre e non lo esercita, rischia di perderlo. La cosa più drammatica è, noi siamo in piazza in questi giorni a raccogliere le firme, l'incredulità della gente, dicono speriamo che non sia vero. No, purtroppo non è che devi sperare, è già così. Speriamo di riuscire a fermarli, che è un'altra cosa. Cioè voi state raccogliendo firme per cosa? Per una petizione per far presente appunto al governo che questa cosa qui non è accettabile e quindi su questo si debbano prendere dei seri provvedimenti restrittivi. Ecco, questo provvedimento è stato preso proprio in virtù di specie cosiddette invasive, come dice la normativa. Si è giocato in maniera sporca sulla campagna dell'invasione dei cinghiali. Che poi la campagna dell'invasione dei cinghiali, se lei ha fatto caso, muta a seconda di quale sia il sindaco. Allora, se c'è un sindaco di destra e un governo di sinistra, allora c'è l'invasione dei cinghiali. Se dopo il sindaco corrisponde al governo, l'invasione dei cinghiali se ne parla già un po' meno. Ricambia, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche una forte strumentalizzazione su questo. E l'altra cosa è che risolvere i problemi a schioppettate è da stupidi. Cioè bisogna chiedersi perché i cinghiali o altri animali selvatici vengono in città. Vengono in città per attività di responsabilità dell'uomo, cioè perché lì trovano cibo. E che cos'è? Sono i rifiuti abbandonati. Per esempio una buona gestione dei rifiuti, per esempio, fa sì che la città non sia più un ambito attrattivo per gli animali selvatici. Perché vengono in città? Perché le campagne sono desertificate. Pesticidi, coltivazione da tutte le parti, eccetera, eccetera. Gli unici spazi un po' che ci sono rimasti sono quelli urbani e in più la nostra gestione dei rifiuti gli mette a disposizione una quantità enorme di cibo. Assolutamente. Quindi siamo sempre noi che dovremo
cominciare a ragionare e dare delle risposte ai problemi che non siano semplicemente quelle delle schioppettate. Chiaro. E torniamo su questi temi, affrontiamo anche altre questioni, sempre in compagnia della LAV, dopo la pubblicità, tra poco.